Ogni 7 passi c'è un bracciolo di questo, in un contenitore di questo, ce ne entrano 500 ami, quindi 500 sarde e 500 ami. Abbiamo fatto un palangaro, un gozzo multiuso, per pesce spada, sia per merluzzi che pure per cirenghe, per ciarnie. Si deve trincare, perché quando si fa, vedi che si muove, quindi lui ha bisogno di una bella stretta, perché l'importante è stringerlo bene, che se lo muovi con le dita vuol dire che il pesce Può scappare. può scappare. Se lo muovo io il pesce lo muove il doppio. Anche che deve... Vedi ballo e non si deve muovere. Se si muove non è fatto bene. Quindi si deve... Questo un pochettino di più lo scinco. E ne metterei 500 di questi ami? 500. E quanti pesci prendi con 500 ami? Ma sempre a mare siamo sempre con il punto interrogativo. Però quando andiamo a Ciarnie, diciamo che la Ciarnia, se prendi un pesce è una Ciarnia e magari un pesce vale, diciamo quanto, 20 kg di pescato. Dipende quant'è. Se prendi un pesce 10 kg. A pesce spada, se ne prendi uno grande, buono. Quando li prendi piccoli si devono rilasciare tutti. Se sopra i 10 kg devono essere, diciamo, il pesce spada. I merluzzi invece è in fondo, perché il palangaro a pesce spada lo caliamo a galla. Invece quando caliamo, diciamo, a merluzzi o a ciarnie, questi ami toccano la terra, quindi arrivano nel fondo e toccano, quindi si possono attaccare gli ami, quindi si perde tanto materiale. Cioè il palangaro, diciamo, a pesce spada è più salvo di quando andiamo in fondo, che attacca dappertutto, c'è un alberello, un canneto lo prende, una pietra la prende, Si può qualsiasi rompere. cosa si attacca, perché poi come vedi hanno una bella punta pure. A me questi ami in particolare a me non piacciono, io gli faccio sempre il nodo a 8. Ci faccio quello a 8 che è quello tradizionale anche se c'ha l'anello, perché magari fa tutto il nodo, fa forza, invece attaccando solo dell'anello magari fa solo forza un filo, quello che gli passa in mezzo. Poi io questo filo comunque glielo passo in mezzo così, scusami glielo passo in mezzo così, così non lo faccio muovere. Così quando il pesce è passato dentro, il pesce gira, non muove tanto il nodo. Però lo preferisco fatto così, col nodo così. Questo è fatto all'antica, i palangari quelli nuovi hanno la girella qua con le slave che si attaccano. Invece questo era un palangaro che era di mio zio Vito 25 anni fa, usava questo, che ho visto che è fatto di cordino, gli altri sono fatti tutti di lenza quelli moderni. Questo c'ha il cordino ed è fatto questo era come lo attaccava mio zio Vito. Ed è fatto all'antica, quindi solo con i nodi, tutto nodi. Io quando calo questo, lo innesco e lo calo. Ogni amo, prendo le sarde e me le metto vicine, quindi le innesco e calo, innesco e calo. Mio zio invece se lo innescava prima e metteva tutte le sarde in questa che si chiama la mangiatoia. Quindi gli ami a posto di mettere, quando erano qua, a posto di levarli quando cali, lui li metteva già pronti, quindi buttava direttamente la sarda a mare. Lo faceva prima di uscire, io invece li innesco quando sto per calarlo in acqua. Lui esce, vedi, esce questo, E tu io vai mentre mettendo... vado avanti con la barca esce, a 7 passi, poi arriva questo. E io che faccio? Quando arriva il braccio lo prendo, l'amo, lo innesco e lo butto a mare, direttamente. Invece mio zio già l'aveva già pronto, lo va a buttare solo a mare l'amo, E il suo senza metodo... innescarlo. Il suo metodo perché non lo usi tu? È migliore, solo che essendo che noi siamo giovani, a volte di pesce, a volte c'è qualche vito, che ne so, si fa una scocca, esce, che ne so, la punta di sotto esce di fuori. Sì. Ci siamo, quindi per non buttare poi tutto e risistemarlo e rischiare di perdere le sarde, le innesco sul momento. Così non puoi Ho perdere. imparato così in realtà, e una volta che impari in un metodo, cambiare viene stramano.